Questa volta non è stata la burocrazia a bloccare Marco Zennaro in Sudan, ma una tempesta di sabbia che ha impedito al suo volo di decollare. L'imprenditore veneziano 47enne sarebbe dovuto rientrare oggi in Italia, a Venezia, invece è ancora in Sudan, dove è bloccato ormai da un anno. Prima imprigionato per 74 giorni in pessime condizioni igienico-sanitarie, poi per una causa civile e infine per questioni burocratiche. L'ultima, l'errore di un impiegato che ha sbagliato a trascrivere il suo nome. Una volta ottenuto finalmente il passaporto e prenotato il volo, la tempesta di sabbia ha impedito anche questa partenza. Per Zennaro sembra proprio non esserci pace e così per i familiari che lo stanno aspettando. Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, l'imprenditore dovrebbe riuscire a partire questa sera da Khartoum, fare uno scalo e atterrare all'aeroporto di Fiumicino domani mattina, per poi raggiungere Venezia e tornare finalmente a casa. Ma ormai il condizionale è d'obbligo, considerate le vicissitudini affrontate nel tentativo di rientrare in patria.